Loro si recavano sul posto, tranciavano immediatamente i cavi di alimentazione del motore, la sportavano, lo caricavano in questa station wagon e si allontanavano immediatamente dal posto. Le indagini sono cominciate nel giugno 2012, dopo che si era registrato sul lago di Garda un notevole incremento di furti di motori da imbarcazioni da diporto. Oltre ai motori portati via da Peschiera e da alcuni cantieri nautici, veniva asportata anche strumentazione ad alta tecnologia adatta alla navigazione. Un'attività atipica e anomala soprattutto per gli oggetti che venivano depredati, ossia dei motori fuori bordo e anche tutto il materiale che fa riferimento alle barche in genere, la cucineria o le attrezzature di bordo. Il materiale rubato, ogni motore ha un valore variabile da 3.000 a 15.000 euro, era destinato al mercato estero, dove non c'è l'obbligo di avere a bordo i certificati di proprietà del natante. In totale sono 13 gli episodi delittuosi che sono contestati. Dapprima a Peschiera, poi durante il periodo invernale hanno localizzato anche delle società nautiche, sia sul Mantovano che in provincia di Treviso, dove hanno tentato di asportare altri motori. Fra gli episodi contestati, i 3 romeni dovranno rispondere anche del furto di 800 litri di gasolio rubati in una ditta di Camponogara. L'attività di indagine è stata svolta con il supporto della squadra nautica della Polizia di Stato di Peschiera del Garda.